L'idea nasce proprio da voler valorizzare questo borgo che è Fratta di Tarso, che è tra l'altro uno dei borghi più storici che compone la nostra comunità, e da qui 43 anni fa è partita la festa degli immigranti. Ci siamo ritornati con un filo conduttore che è l'arte, quindi in ogni sua sfaccettatura, quindi ceramica, pittura, scultura, fotografia, per riaprire le case, riaprire i cortili e proprio rianimare questa borgata e dare nuova vita. Mi piace molto questa manifestazione, mi piace proprio il borgo così rustico. Abbiamo visto che attraverso l'arte, attraverso queste attività culturali si può promuovere il territorio, si possono promuovere i nostri borghi, quindi già da 9 anni sosteniamo questo tipo di iniziative perché possono essere un volano per il nostro territorio, per la promozione di esso. Sta crescendo il numero di artisti che chiede di partecipare a questa manifestazione ai cortili dell'arte e di conseguenza stanno anche aumentando i visitatori che vengono proprio a Fratta di Tarso per visitare i cortili dell'arte e la borgata di Fratta. Li faccio con materiale di recupero di diversi generi, cioè non solo metallo ma anche pezzi di legno, plastica. Mi diverto a farle, cioè a assemblarle, a creare questi personaggi. I cortili dell'arte sono credo una delle manifestazioni più interessanti che sono sorte in questi ultimi tempi qui nel nostro comune, ma anche nella comunità nel Trevigiano credo. Lo sosteniamo perché siamo una banca del territorio, siamo una banca che deve, oltre chiaramente a sostenere l'economia locale, anche dare spunto, dare forza a quelle che sono proprio lo sviluppo artistico, lo sviluppo di quelle iniziative che portano chiaramente a portare più cultura, a portare più arte nei nostri luoghi, e questo chiaramente credo che sia una delle iniziative più originali e più interessanti proprio della nostra comunità. Parlerò di quanto l'arte contemporanea possa influire radicalmente la trasformazione dei paesaggi e i paesaggi urbani. Il mio intervento sarà specifico partendo da Keith Haring, che è stato uno dei maggiori artisti americani, che a Pisa ha per l'appunto realizzato un graffito, e da lì nasce una serie di interventi che andremo ad analizzare fino ad un ultimo che è avvenuto proprio 2 giorni fa. Quindi farò una sorta di quadro storico. E che cosa ne pensa di questa manifestazione? Ma trovo che sia molto interessante, non conoscevo questo borgo, mi piace moltissimo il fatto che gli abitanti siano proprio parte attiva della promozione artistica. Ho visto anche delle cose molto carine, quindi credo che sia una bella cosa, e soprattutto che da 9 anni che va avanti mi auguro che continui così. Occasione per me, perché voglio continuare questa passione e più mi piace quello che faccio.
Per Cortili dell'Arte proponiamo un laboratorio di pittura, un laboratorio creativo, Ricreare Fratta, in cui i bambini, come potete vedere, possono esprimersi liberamente senza nessun vincolo.